per la Sardegna la tappa cagliaritana del campionato italiano wakeboard, organizzata dalla Hyper Island, associazione che sviluppa e diffonde gli sport d'acqua. Nella categoria Master, Dario Piras dello Yacht Club Cagliari si è aggiudicato il secondo posto dietro il forte Stefano Duranti del circolo romano Lago del Salto. Argento anche per Daniela Olla, sempre dello Yacht Club Cagliari, nella categoria Ladies. La portacolori cagliaritana conduce attualmente la classifica femminile perché la prima, alla tappa di Cagliari, è la francese Sophie Nave, esclusa dal punteggio del circuito italiano. I vincitori nella categoria Open Pro Men e intermedi sono stati rispettivamente il torinese Luca Marcello Vittorino e Raffaele Vassalli del Lido delle Nazioni di Ferrara. Il wakeboard è uno sport radicale che richiede particolari doti di coraggio, forza e destrezza. L'accesso a determinate categorie è consentito soltanto se si è in grado di effettuare un certo numero di salti mortali o determinate figure aeree molto complesse. Questa disciplina, nata negli Stati Uniti 8 anni fa e giunta in Italia nel 1997, ha ottenuto quest'anno il riconoscimento da parte della Federazione Italiana Sci Nautico. Il wakeboard si pratica su una tavola un po' più grande di quella utilizzata per lo snowboard, mentre si è trainati da una barca opportunamente attrezzata. A Cagliari è possibile praticarlo presso lo Yacht Club Cagliari di Marina Piccola, dai 6 anni in su.